Abbiamo 14 ammessi alla seconda manche di questo Gran Premio, tra cui 5 concorrenti con 4 penalità, 2 con una leggera penalizzazione per infrazione al tempo massimo e 7 concorrenti netti alla prima manche. L'amazzone in campo in questo momento è Monika Hirsch, amazzone austriaca, giovanissima, e l'ostacolo che avete appena visto sbagliare è ispirato al mare della riviera romagnola, costituito da onde e da tavole di surf. C'è anche una piccola vela in campo. Siamo praticamente alla fine di questo tracciato della seconda manche, gabbia conclusiva, 8 le penalità per Monika Hirsch nel tempo di 53,58. Ci ha raggiunto in questo momento Uliano Vezzani, che di questo tracciato sa tutto. Qualche particolarità anche nella prima manche vorrei sentire qualcosa. Abbiamo visto tantissimi errori, anche forse dai binomi da cui ci si aspettava i percorsi migliori. Forse c'era qualche cosa di strano? Ma indubbiamente era un tracciato molto tecnico, anche se le altezze non erano esasperate, però c'erano degli ostacoli, c'erano sia le larghezze che in un certo senso anche le altezze sul 1,45 m, 1,50 m, si comincia a vedere delle belle selezioni. C'era la doppia gabbia con l'elemento centrale che ha tradito moltissimi binomi, e poi c'era quella gabbia terribile dopo la riviera. Ma indubbiamente è una difficoltà, perché dopo la riviera si arriva con un certo slancio e quindi qualche difficoltà l'ha creata. E la doppia gabbia, avendo un oxer centrale con un muro come piede, ha messo in difficoltà parecchi cavalli. Adesso abbiamo in campo un cavaliere britannico, si tratta di Andy Austin, 4 penalità, 73,27 il tempo, il cavallo si chiama Ortos. Accanto a me, come al solito, c'è anche l'Allanovo, che qui a Cervia è il padrone di casa in qualche modo. Vezzani, parliamo del tracciato di questa seconda manche. Ma indubbiamente è un tracciato non facile, ed è giusto che sia così, in quanto una prima selezione c'è stata, quindi dovrebbero in teoria entrare i migliori. È già accaduto per la seconda volta la prima onda di questo ostacolo, sono particolarmente fragili, diciamo. Ma è un ostacolo difficile, in quanto l'onda rappresenta un ostacolo, come si può dire, falsa alla prospettiva. La signorina Novo è la costruttrice, quindi quando l'ha pensato, ha pensato giusto di creare un ostacolo difficile. Hanno anche un equilibrio un po' meno stabile, no? Le tavole così, perché è più facile che dondolino, no? Indubbiamente sono su ferri piatti e quindi è più facile, solo toccarle schizzano via. Benissimo, grazie, lasciamo Vezzani al campo e continuiamo con la signorina Novo il commento di questa seconda manche, mentre il cavaliere britannico è uscito da questa seconda manche con 8 penalità. Allora, qui si sta praticamente, ci stiamo giocando un po' tutto, no? Comincia la stagione, il prossimo impegno è in Piazza di Siena, già parliamo di Olimpiadi. Come sta andando? Diciamo che un primo risultato oggi molto importante l'abbiamo già raggiunto. Questo concorso è stato programmato internazionale di tipo A, ha avuto la qualificazione olimpica, ma ci serviva soprattutto, noi l'abbiamo chiesto e voluto soprattutto perché a noi mancavano delle qualificazioni olimpiche. Un primo risultato l'abbiamo avuto perché tutti i cavalli che noi oggi abbiamo presentato mancanti di qualificazione olimpica hanno ottenuto questo passaporto. Quindi diciamo che al numero che era di ormai 7-8 cavalli diventato fra i nuovi importati e i nuovi binomi di nuova formazione che non avevano potuto ottenere la qualificazione l'anno scorso, e nella prima manche hanno ottenuto la qualificazione. Manca ancora solo Larry di Govoni, che non è stato presentato in quanto lui oggi doveva già qualificare un altro cavallo, l'Imperial King, e ovviamente potendo montare un solo cavallo più che una volta non poteva qualificare, ma direi che abbiamo già fatto una buona cosa. Intanto Moyerson, come avete visto, Filippo Moyerson sul Ducano è passato già l'ostacolo che avevamo visto sbagliare da 2 binomi precedenti, però ha sbagliato quell'altro verticale di tavole che segue immediatamente, di tavole bianche e rosse. C'è una direzione di campo particolare, no? C'è stato
direttore di campo e ispiratore di questi percorsi è stato Olaf Petersen, che non dimentichiamo che è il costruttore dei percorsi di Seul e di Stoccolma. Ha messo certamente delle cose nuove e abbastanza differenti. Mi scuso un attimo, ma c'è un problema. Un attimo solo, c'è il cane della signorina Novo che forse avrete notato che la sta cercando. Moyerson sta uscendo mentre sta entrando in campo il quarto binomio. Si tratta del britannico James Fisher che monta Monterey. Moyerson è uscito dal campo con 4 penalità. E adesso sta per essere, infatti in questo momento suona la campana e quindi il cavaliere britannico può iniziare questa sua seconda performance della giornata. Il numero 1 è un verticale di barriere alte 1,45 m, seguite poi dal largo bianco e blu che avete visto saltare adesso, sempre 1,45 m. Poi c'è questa gabbia 1,45 m e poi 1,45 m per 1,50 m il largo, poi di nuovo un altro largo, poi abbiamo già parlato di queste onde alte 1,50 m al centro dell'ostacolo, quindi nella parte più alta dell'onda saremo intorno al 1,55 m, verticale di tavole che segue l'ostacolo cinese, verticale di tavole dove poco fa ha commesso errore Duganò, cavallo di Filippo Moyerson. Monterey è senza errori quando affronta la gabbia conclusiva, largo e verticale 1,45 m per 1,50 m e 1,50 m l'ultimo ostacolo. Comunque tutti ostacoli decisamente importanti, percorso tecnico, d'altra parte avete già afferrato, percorso di qualificazione delle Olimpiadi, percorso di qualificazione in qualche modo anche per Piazza di Siena, e quindi tra l'altro sono qui presenti moltissimi dei cavalieri che vedremo all'Internazionale Ufficiale di Roma, italiani e stranieri, i migliori probabilmente che ci sono in questo momento in Europa, anche se quest'anno purtroppo a Piazza di Siena non avremo molte assenze importanti perché ci sono altri concorsi molto importanti concomitanti e la stagione è da gestire con grande oculatezza. È partito adesso Gianni Govoni con il suo Imperial King, il secondo percorso per quanto riguarda la velocità nella prima manche. Adesso c'è stato errore all'ingresso della gabbia. Gianni Govoni è senz'altro uno dei cavalieri su cui la federazione punta di più in questo momento. È passato proprio sulla parte più alta delle onde, cinese, verticale di tavole, percorso come al solito molto veloce. Siamo verso la fine, gabbia conclusiva composta da largo e da verticale, 1,45 m l'altezza. Ottimo questo percorso di Govoni, anche se c'è stato quell'errore all'ingresso della gara. Ma il cavallo è la prima volta che si cimenta sui Gran Premio internazionale sotto la monta di Gianni Govoni, il cavallo che si è rivelato, il binomio che si è rivelato più in forma all'inizio di stagione, adesso sarà impegnato in Piazza di Siena. Certamente è un binomio che tutte le volte che entra in campo va per vincere, ci aspettiamo molte cose da lui. È il binomio che ha vinto tra l'altro il primo Gran Premio d'Italia che c'è stato a Migliarino Pisano il mese scorso, primo dei 4 Gran Premi che serviranno di qualificazione per la finale che, se non sbaglio, avremo proprio qui a Cervia, no? Sì, avremo la finale del campionato italiano dal 1° 4 ottobre a Cervia.
comunque in questo momento siamo... In un certo senso faremo apertura e chiusura di stagione, perché a quel momento i giochi saranno già stati tutti abbondantemente chiusi. Ma in questo momento non ci pensiamo neanche ai campionati italiani, la nostra concentrazione è unicamente rivolta a cercare di arrivare innanzitutto in buona forma a Roma, che ormai è vicinissima, ma soprattutto di poter arrivare preparati al meglio al grande appuntamento di Barcellona. Cavaliere italiano in campo, Andrea Bracci sull'Exar, errore all'uscita dalla gabbia, anche Bracci è un giovane, c'è una difesa sull'Exar. Che è successo? Ma il cavallo non ha trovato la distanza giusta e il cavaliere forse ha preteso un po' troppo, ha alleggerito su una distanza un po' troppo grande, il cavallo non si è sentito di coprire quella distanza con quell'Oxer. Eccolo qua che arrivato in un altro modo non gli ha presentato particolari difficoltà. Comunque sempre tornando, purtroppo avete visto di nuovo un errore a questo ostacolo veramente molto errorabile, c'è di nuovo un rifiuto a 6 al cinese per Bracci, per l'Exar. Questa è la dimostrazione come le gare a 2 manche siano praticamente le gare della verità, perché è difficile ripetere la propria performance a un livello difficile 2 volte di fila se non c'è una sicurezza del binomio. Vedete che c'è il terzo questo cavallo forse aveva un po' sforzato nel primo giro e certamente non si è sentito di ripetere un secondo di entità ancora maggiori. Eliminato quindi Bracci sull'Exar, entra in campo Arnaldo Bologni su Mokkaido. Bracci e Bologni, o meglio l'Exar e Mokkaido, erano i 2 cavalli che erano usciti dalla prima manche senza errori agli ostacoli, ma con leggere penalizzazioni per infrazioni al tempo massimo consentito. L'Exar di Bracci aveva chiuso con una penalità e un quarto, Mokkaido con Bologni aveva chiuso con mezza penalità nel tempo di 82,53, il tempo massimo consentito era di 81 secondi. Arnaldo Bologni è uno dei nomi noti, importanti della nostra equitazione, e con Mokkaido ha già avuto ottime performance. Con Mokkaido ha fatto parte della squadra agli ultimi campionati del mondo e anche della Coppa di Roma nel 90, purtroppo il 91 non è stato un anno fortunato, ha praticamente fatto un solo giorno di gara, il primo dello Xio di Roma dello scorso anno, dopodiché il cavallo si è incidentato, è stato praticamente fermo tutto l'anno. È sempre duro, molto duro per un cavallo certamente comunque non più giovanissimo riprendere queste attività su questi percorsi dopo un anno di arresto, però sembra che Mokkaido stia arrivando alla giusta forma proprio nel momento giusto, infatti sembra andato in progressione e oggi ha fatto un bellissimo percorso netto nella prima manche. Intanto ci ha raggiunto Gianni Govoni qui alla nostra postazione. Allora, questo Imperial King? Ma sono contento di come ha saltato, per essere il primo impegno, insomma la gara più grossa che ha fatto da quando lo monto, e sì, sono rimasto soddisfatto indipendentemente da un errore al primo giro e un errore adesso, però ha saltato molto bene il cavallo. C'è errore anche per Mokkaido su queste, sono maledette queste tavole a onda. Sì, sono abbastanza strane, ecco. Anche un errore anche per non a onda, infatti, sì. Sempre velocissimo comunque Govoni quando entra in campo, come mai? Ma sì, è un po' nel mio modo di andare, è anche un cavallo che ha bisogno di una certa andatura per saltare, si svolge molto meglio. C'è errore anche all'ingresso della gabbia finale, chiude con 12 penalità nel tempo di 69,50 Bologni su Mokkaido. Il tempo massimo è di 70 secondi. Prospettive. Parliamo di Piazza di Siena, insomma, in poche parole. Ma non so, speriamo di andare bene tutti a Piazza di Siena. Su quale cavallo punti di più, Larry o Imperial King? Ma vediamo, decideranno i tecnici quali cavalli monterò a Roma, non so ancora. Intanto da adesso in poi vedrete entrare in campo tutti i binomi che hanno concluso
la prima manche con 0 penalità, percorsi netti. Il primo a entrare in campo è Valerio Sozzi che monta Gisovat Pamina. Questo è un nuovo acquisto, no signorina? È un acquisto molto importante. Pamina è forse uno dei cavalli più importanti del mondo, vincitore del famoso Gran Premio di Calgary, il Gran Premio più ricco del mondo, insomma è medaglia d'argento a Stoccolma di squadra, è abitué delle più grandi appuntamenti internazionali. Si diceva sempre che i migliori cavalli a noi non ce li vendevano mai, questa volta è cambiato qualcosa. Ma penso che questo non si possa assolutamente dire su Pamina. Valerio Sozzi la sta interpretando al meglio, ha iniziato molto tranquillamente il suo adattamento alla cavalla, non cerca il risultato, cerca soprattutto l'affiatamento e portare avanti il lavoro. La cavalla mi sembra che gli si stia adattando al meglio. Ha fatto degli ottimi percorsi, sempre con una massima regolarità. È un ragazzo che ha già dimostrato l'anno scorso a Piazza di Siena di non patire più che tanto la forte emozione della gara importante, quindi insomma tutte le carte in regola. Tra l'altro, se non ricordo male, fu proprio Valerio Sozzi a entrare in campo per l'incidente di Moccaito di cui parlavamo prima, no? Proprio così, si è trovato l'anno scorso a difendersi una Coppa delle Nazioni sotto un'acqua torrenziale ecco, e anche qui ha dimostrato di cercarsi. Netto agli ostacoli, ma il tempo è 71 e c'è 19. No, evidentemente il tempo non è il tempo massimo non è di 70 secondi, evidentemente è qualcosa di più, perché non vengono assegnate penalizzazioni a Valerio Sozzi su Pamina e quindi doppio percorso netto. Quindi da questo momento in poi, per accedere all'eventuale barrage, niente errori all'ostacolo e niente errori al tempo. Adesso è la volta di Philippe Gerdà su Cornado Sì, Philippe Gerdà, cavaliere svizzero, che sarà presente anche a Piazza di Siena con la squadra. È certamente uno dei più noti professionisti svizzeri, ha avuto qualche problema di rinnovamento di scuderia. Comunque mi sembra che sia venuto qui anche lui a cercare le sue qualificazioni e a cercare soprattutto la sua preparazione in vista delle prossime selezioni che interesseranno anche lui nella formazione della squadra svizzera. Gianni Govoni, due cose. Una, in fondo dalla prima manche non sono usciti tutti i migliori che ci aspettavamo. Come mai? C'era qualcosa sugli ostacoli che era difficilmente prevedibile, oppure perché è il primo concorso importante della stagione? Ma penso un po' tutte e due le cose. Il primo percorso non era enorme come altezza, però era un percorso tecnico, un percorso abbastanza difficile da affrontare. Soprattutto la gabbia dopo la Riviera ha fatto veramente una strage. Errori, sì. Diceva prima la signora Nova, non pensiamo alla finale dei campionati italiani. Lei però a Migliarino Pisano ci ha pensato seriamente, perché ha già messo una piccola ipoteca. Sì, ma a Migliarino diciamo che anche il cavallo che ho montato lo montavo da molto poco e diciamo lo sto ancora collaudando praticamente, sto vedendo un po' ancora come interpretarlo, come montarlo, insomma. E quando c'è da fare una gara a tempo bisogna provare, perché poi negli appuntamenti importanti bisogna... È stato un collaudo un po' brusco, però c'è stata quella girata a Migliarino che era abbastanza dura, no? Sì, è andata bene però. Allora, intanto Gerdà ha chiuso con 4 penalità la sua seconda manche, quindi per adesso c'è il doppio netto da battere che abbiamo appena visto prima di Valerio Sozzi su Pamina, mentre entra in campo Jerry Smith su Robbie Fuller Governor, altro cavaliere giovane della nostra equitazione. Altro cavaliere giovane che però ha seguito un programma ben chiaro, ha seguito di stare molto all'estero, di non mancare a nessuno degli appuntamenti internazionali a cui avesse avuto occasione di poter accedere, e si vedono un po' i risultati, perché certamente andare fuori, stare fuori, combattere con i migliori non può essere che produttivo per un giovane che è supportato da uno sponsor molto appassionato e incomincia adesso a raccogliere i frutti di questa politica. Goni, in fondo almeno da questa prima manche, dai risultati di questa prima manche non mi sono sembrati molto intimiditi dai grandi nomi stranieri in campo gli italiani, c'era una buona percentuale di italiani fra i percorsi netti.
mi sembra sempre a Piazza, non lo diciamo più perché ogni volta qui a Cervia diciamo che le cose vanno meglio, poi arriviamo a Piazza di Siena e succede qualcosa, lo diremo dopo Piazza di Siena, però insomma fino adesso non va male. No, non stiamo andando male. Diciamo siamo partiti da fare gare più piccole, stiamo cercando di arrivare a fare le gare più importanti gradatamente, e qui credo che si siano comportati quasi tutti bene, i cavalli hanno saltato tutti bene, diciamo. Non ci sono stati cavalli che hanno fatto molte penalità nella prima manche. 4 netti su 7 gli italiani nella prima manche, mentre Jerry Smith ha superato la gabbia, adesso affronta questo largo, una girata abbastanza tranquilla per raggiungere il verticale di tavole a onda, sceglie di passare giustamente dove le tavole sono più basse, dove l'onda scende, largo saltato con nettissimo margine, c'è purtroppo però un errore al verticale di tavola, è partito un po' grande. Forse ha richiesto una ripresa un po' molto brusca su una mano sola, è stato un errore un po' di avvicinamento. Vediamo, ecco, si è ripreso benissimo, però insomma fa parte un po' dell'inesperienza, è giovanissimo che può solo progredire. 4 penalità per Jerry Smith, Roby Fuller Governor alla seconda manche, quindi 4 complessive, essendo stato 0 il suo bilancio dopo la prima manche, mentre entra in campo Fernando Lopez Furcade che monta Avenir di San Pellegriniano. Come al solito a Cervia la scuderia di San Pellegriniano è presente con numerosi cavalli, in questo caso montato da un cavaliere spagnolo, anche Avenir era montato da un cavaliere colombiano, no? Garcia l'altro anno. Avenir era praticamente era esploso, 2 anni fa nel Gran Premio vincendo, dimostrando delle qualità eccezionali sotto la monta di Lopez, dopodiché ha avuto un periodo probabilmente di crisi, è stato ripreso benissimo da questo nuovo cavaliere che penso che lo interpreta in un modo in cui forse mi piace ancora di più del suo cavaliere precedente, col quale peraltro ha avuto certamente dei risultati brillantissimi. C'è un altro cavallo di San Pellegriniano che abbiamo visto, Cassandra, che abbiamo visto montato da un cavaliere francese, Corignon, un abbinamento nuovo anche questo. È un abbinamento da fine dell'anno scorso, e Cassandra è stata montata da 2 cavalieri italiani lo scorso anno, e a fine anno è passato sotto la sella di Hervé Godignon e naturalmente in questo momento corre per la bandiera francese. Adesso siamo al largo cosiddetto cinese, un ostacolo. Avenir sta giocando con questi ostacoli perché veramente credo che sia un cavallo eccezionale. Grandissimi mezzi. Grandissimi mezzi, grandissima tecnica, credo che sia un cavallo che sta bene, in forma, in buone condizioni, credo che non abbia preclusioni di nessun tipo di prova. È netto, avete forse sentito l'urlo della scuderia di San Pellegriniano, che è proprio qui sotto la nostra postazione, guidata da Muccioli. C'è stata una vera e propria ovazione, e a questo punto sicuramente avremo il barrage, Sozzi su Pamina e Furcade su Avenir, sicuramente li vedremo nel barrage immediatamente dopo la seconda manche. E adesso abbiamo in campo un cavaliere anche lui ben conosciuto della nostra equitazione, si tratta del romano, se non altro l'acquisizione, Duccio Bartalucci, che monta Zamira ZB, un ritorno questo di Duccio Bartalucci ai vertici della nostra equitazione. È un ritorno, e come sempre le andate e i ritorni nel nostro sport sono legati molto ad avere la disponibilità di un cavallo, come sempre, e questo è certo un cavallo che anche lui come Pamina non ha bisogno di grosse presentazioni, è un cavallo abitué delle scene internazionali, prima sotto la monta dell'olandese Pieter Rainmakers e poi di Whittaker. L'abbiamo visto anche l'anno scorso allo Xio di San Marino far parte della squadra inglese, e anche per questo binomio si tratta di un primo periodo di affiatamento, perché anche lui è montato da molti pochi concorsi da Duccio. È rimasta sulla barriera. Ha avuto anche fortuna, che il quale cosa non guasta mai, anzi è essenziale.
monta molto tranquillo, mi pare. Penso che anche Duccio segua un po' così il programma che segue Sozzi con Pamina. Obiettivo prioritario è cercare un affiatamento con questo cavallo che può permettergli molte cose. Quindi Da parte il tempo mi sembra che sia stato calcolato abbastanza abbondante, quindi possono andare tranquilli. non ci sono problemi di tempo e comunque non penso che sia nel loro problema, cercano prima di tutto il percorso netto. Ed è un terzo binomio qualificato per il barrage, doppio 0 e 66 e 87 nella seconda manche. Adesso abbiamo in campo un cavaliere svizzero, si tratta di Stefan Lauber che monta Lugana secondo, è il penultimo binomio. L'ultimo ad entrare in campo sarà un altro italiano, Marco Marmont, che è quello che ha sempre tra i percorsi netti, è quello che è riuscito a stabilire il tempo più basso sempre dei percorsi netti. Sono entrati in campo i cavalieri nell'ordine inverso della classifica provvisoria calcolata dopo i risultati della prima manche. Stefan Lauber che monta Lugana seconda, altro cavaliere che rivedremo a Piazza di Siena. Certamente anche gli svizzeri sono qui in allenamento per Piazza di Siena, ormai è una tappa che molte squadre percorrono di avvicinamento, hanno giusto una settimana di riposo e poi affrontano Piazza di Siena e quindi dimezzano il viaggio, fanno un buon lavoro, un buon esercizio giusto a un tempo giusto senza faticare i cavalli, quindi è sempre più una tappa ricercata questa di avvicinamento verso Roma. Tanto abbiamo saputo dei risultati della finale della Volvo World Cup che si è conclusa quest'anno in California con la vittoria di un cavaliere austriaco, Thomas Fruman, e poi due cavalieri svizzeri, due fratelli Fuchs immediatamente dopo. Io penso che ce ne sia un altro svizzero. Io adesso ho avuto questo risultato ma non riesco, io avevo un risultato in cui dava secondo Leslie McNaught sposata a Mendele, quindi acquisita per la Svizzera al secondo posto, sì. Secondo posto, io non l'ho potuto ancora certamente verificare, però sarebbe un grossissimo risultato perché secondo, terzo e quarto imporrebbe all'attenzione di tutti questa squadra svizzera. E siamo a 4 percorsi netti nella seconda manche e quindi 4 binomi qualificati per il barrage. È entrato al barrage anche lo svizzero Stefan Lauber, 0 le penalità, 66 il tempo della seconda manche. Ultimo binomio in campo Marco Marmont su Souffleur, 72 e 40 il tempo della prima manche per Marco Marmont. Ho la sensazione che vedremo i prossimi anni dell'equitazione vedranno molti giovani ai vertici. Mi sembra che sta un po' cambiando il panorama. Speriamo che ci siano giovani che crescano bene, che diventino forti veramente. Questo è un ragazzo che monta molto bene. Anche lui è stato quest'inverno a lavorare all'estero con Noren, se non sbaglio, e devo dire che si nota molto che ha lavorato quest'inverno con questo Noren. È in un certo senso il percorso più atteso, il miglior percorso della prima manche. Vediamo se nella seconda manche, come diceva prima la signorina Novo, è difficile ripetersi. Vedremo se Marco Marmont saprà farlo. Siamo alla gabbia, forse il momento più impegnativo di questa seconda manche, seguita da un largo, altezze l'abbiamo detto tutte fra il 1,45 m e il 1,50 m, verticale di tavole ad onda molto errorabile, passato bene tranquillo nel punto più basso, largo cinese, toccato ma attenzione, è riuscito a passare nonostante tutto. Bella ripresa. Sì, forse anche un po' troppo brusca. Siamo alla penultima difficoltà. L'ultima difficoltà è costituita da una gabbia, largo d'ingresso, e c'è purtroppo un errore, e c'è un errore anche sul
verticale d'uscita. Che è successo? Forse quella ripresa era un po' troppo brusca, a me Paga dopo l'errore fatto prima. paga dopo, perché certamente lui ha fatto quella ripresa, ha salvato quell'ostacolo a scapito però della schiena del suo cavallo, e questo è stato pagato immediatamente dopo. E quindi sono 4 i binomi che accedono al barrage. Ed eccoci al barrage, come dicevamo 4 gli ammessi, 2 italiani e 2 stranieri, tra cui uno spagnolo e uno svizzero. Primo a entrare in campo è Valerio Sozzi su Pamina, poi vedremo lo spagnolo Furcade su Avenir di San Patrignano, poi dovremo vedere Duccio Bartalucci su Zamira e in conclusione Stefan Lauber, lo svizzero Stefan Lauber. Ecco la campana che dà l'inizio al percorso di Sozzi. Il tracciato è completamente diverso del barrage, si comincia da quello che era il numero 1 della prima manche, poi il verticale di tavole che era il 7 della seconda manche, poi si va verso il numero 8 sempre della seconda manche, quindi tutta l'ultima parte del tracciato della seconda manche. Adesso vediamo la gabbia che prima era la conclusione del percorso, purtroppo c'è un errore, 2 errori sulla gabbia di Pamina. Poi si va al verticale di tavole ad onda che era il numero 5 nella seconda manche e si chiude su quello che era sul largo che era il numero 4 della prima manche. Il traguardo è proprio qui sotto la nostra postazione. Nel tempo di 41,24 Sozzi e Pamina concludono questa terza performance della giornata con 2 errori agli ostacoli. Stanchezza? Ma stanchezza, non so, ancora non sufficiente affiatamento, una distanza molto lunga a cui noi non siamo ancora molto abituati, perché certamente ci sono più di 40 metri fra il muro giallo e l'ingresso della gabbia. La distanza rende difficile calcolare i tempi o... Rende difficile mantenere la compressione e la leggerezza per così lontano, quindi certamente l'affiatamento manca ancora e speriamo che questa sia stata comunque una buona esperienza. Intanto si è avvicinato a noi anche Mario Palumbo, il collega Mario Palumbo. Un commento a questa apertura di stagione, Mario. Direi che è un concorso internazionale dove in barrage ci sono 5 cavalieri e 4 sono italiani, direi che è di buon auspicio. Speriamo che vada avanti così. I cavalli ci sono, i cavalieri pure, e si tratta, come diceva Radonnovo, che trovino l'affiatamento migliore. Siamo in attesa del cavaliere spagnolo, sta entrando in questo momento nel campo delle siepi il cavaliere spagnolo Fernando Furcade Lopez, che monta Avenir di San Patrignano. E di questa scuderia di San Patrignano, Mario? È una scuderia importante, e poi hanno fatto quest'inverno una tournée lunghissima negli Stati Uniti, quindi i cavalli fra l'altro hanno avuto un inverno bellissimo al caldo in California e hanno avuto degli ottimi risultati. È stata un'equipe che è stata, diciamo, guidata da Hervé Godignon e con Fernando Furcade e Juan Carlos Garcia, e hanno avuto degli ottimi risultati e speriamo che possano confermarli in questa stagione. Adesso Garcia è appiedato per una squalifica, però dovrebbe riprendere col Gran Premio Roma a Piazza di Siena. Siamo al verticale di tavole, che è diventato il secondo ostacolo di questo barrage. Furcade è un cavaliere di una notevole esperienza, purtroppo però intanto c'è un errore al muro giallo e grigio, riceve una notevole esperienza internazionale. Nemmeno lui comunque potrà chiudere più a questo punto con un netto agli ostacoli. Siamo all'ultimo ostacolo del barrage, chiude nel tempo di 38,70 e con 4 errori agli ostacoli, e adesso dovrebbe entrare in campo Duccio Bartalucci, che speriamo... Che ha la grande occasione, perché è abbastanza bello partire per ultimo in barrage. A questo punto lui dovrebbe ovviamente mirare al percorso netto, cioè non tirare al tempo, fare un percorso tranquillo e sperare di non sbagliare.
e comunque deve fare qualche cosa anche lui. Però abbiamo visto anche prima Pamina è presa dall'entusiasmo del barrage della vittoria, ha cambiato qualche cosa nella sua conduzione di gara. Mi faceva notare Palumbo che è partito subito su un treno superiore, dà ragione, e del resto è comprensibile. La vittoria attira, è un'affermazione in un Gran Premio. Forse qui conterà l'esperienza che Duccio Bertalucci certamente non manca. No, non dovrebbe mancare. Sentiamo Mario, stavo dicendo. Nel barrage bisogna galoppare per vincere. Però ci sono già degli errori prima, c'è soltanto uno dopo di lui, per cui forse a questo punto gli conviene fare il netto. Sì, l'ultimo a entrare può essere avvantaggiato, se gli altri hanno sbagliato può andare calmino e cercare il netto. Duccio non è l'ultimo, poi c'è un cavaliere svizzero, abbiamo detto Stefan Lauber, comunque già ci sono stati degli errori in campo, i primi due ingressi, per cui certamente tenderà o tenterà di non sbagliare. Siamo al muro a un falso largo, 1,45 per 1 metro, poi abbiamo la gabbia, per adesso è netto, ultimi 2 ostacoli. Si preoccupa troppo del tempo. C'è un silenzio fra il pubblico e ce l'ha fatta. Duccio Bertalucci è netto, il terzo netto della giornata per lui, il tempo è 42,66 e quindi 0-0-0 il suo risultato fino adesso. Adesso tocca allo svizzero Lauber fare meglio, cioè chiudere senza errori agli ostacoli in un tempo inferiore ai 42,66 di Duccio Bertalucci, ma comunque resta un bellissimo percorso questo di Duccio. Senz'altro bellissimo, direi che Duccio da vecchio esperto non si è fatto esaltare dalla velocità, ha proseguito nel suo obiettivo di affiatamento con questa cavalla che veramente monta, credo da meno di 10 percorsi, e ha ottenuto un ottimo risultato. E adesso tutti gli occhi puntati su questo ultimo percorso della giornata e di questo internazionale di Cervia. Si tratta, come ho detto, dello svizzero Stefan Lauber, monta Lugana seconda, tempo nella prima mancia era di 73,75, quindi piuttosto buono, anche se inferiore di più di un secondo a quello di Gianni Govoni, che era stato uno dei più veloci. È netto anche lui fino adesso, siamo alla gabbia, il tempo è abbastanza simile a quello di Bertalucci fino a questo momento. Girate, eccolo qua, direi che vediamola come affronta la girata sull'ultimo. Ecco, direi che è in vantaggio su Bertalucci proprio su questa girata. Vediamo se passa netto, e ho paura che ce l'abbia fatta. Sì, ce l'ha fatta, 40,42 il tempo di Stefan Lauber su Lugana seconda, che quindi si aggiudica questo Gran Premio Volvo di Cervia. Primo Stefan Lauber su Lugana seconda nel tempo di 40,42, secondo Duccio Bertalucci sempre 3 netti nel tempo che abbiamo detto di 42,66, terzo lo spagnolo Furcade su Avenir di San Patrignano con 4 penalità al barrage nel tempo di 38,70, quindi il più veloce del barrage, e quarto Valerio Sozzi su Pamina con 8 penalità al barrage nel tempo di 41,24. Quinto il britannico Fischer su Monterey, sesto il nostro Jerry Smith su Governo Robbie Foulard, settimo lo svizzero Gerda su Corrado Zi, poi abbiamo Moyerson, Govoni, Marmont, Hirsch, Austin, Bologni e Bracci, fino ad arrivare al 14esimo. 14 erano coloro che erano entrati nella seconda manche. Io ringrazio la signorina Novo, Mario Palumbo e Gianni Govoni che mi hanno aiutato in questa telecronaca, ringrazio il nostro pubblico che ci ha seguito, e appuntamento a questo punto necessariamente con il primo concorso, la prima gara di Piazza di Siena martedì prossimo.